Da 25 anni coltivano orchidee, sono tra i principali produttori italiani ma anche mondiali. Gran parte dei 3 milioni di orchidee che producono ogni anno, poi una cifra record, sono destinate all'estero per una voce, quella dell'esportazione, da sempre fiore all'occhiello dell'azienda. Ora però è tutto fermo, 6 ettari di estensione, serre climatizzate e computerizzate, ora ferme. Questo momento è molto difficile per noi, perché l'azienda è al 70% bloccata, in quanto che l'imballo è completamente fermo perché non ci sono vendite. Di conseguenza il personale è al momento, non dico tutto, ma quasi tutto a casa, perché la catena dell'imballo è ferma. Cosa possiamo dire in questo momento? Non sappiamo più cosa fare perché la produzione spinge alle spalle e il prodotto finito non esce. La produzione in questi giorni è destinata al macero. Impossibile anche regalare i prodotti, migliaia di fiori e migliaia di euro che in questo periodo vengono prodotti inutilmente perché non ci sono acquirenti. Il mercato è improvvisamente completamente fermo, non si sa fino a quando. Come vedete, questa è la nostra produzione settimanale che è destinata tutta al macero. Si parla di cifre record fino a 160.000 euro alla settimana, letteralmente gettati via, e in più ci sono una cinquantina di dipendenti in attesa, la maggior parte dei quali in questi giorni sono ovviamente a casa. Gli imprenditori sono senza risposte, impossibile prevedere tempi e modi della ripresa, si può solo aspettare, ma è un'attesa, doverosa per rispettare le indicazioni del governo, piena di incognite e preoccupazioni. Perché noi stiamo smaltendo così il prodotto ormai destinato al macero perché il paese è bloccato. Attendiamo consigli dalle nostre maestranze politiche che possano dirci o cosa fare perché non sappiamo più il comportamento da attuare.